Festival Israel è sicuramente un'iniziativa culturale molto importante oltre per la sua storia. È vero che in quanto Festival di Israel esiste da pochi anni, però si porta dietro una storia di un festival che esisteva già da tantissimo tempo e che è stato un punto di riferimento fondamentale non solo per conoscere prodotti cinematografici realizzati in tutto il mondo, ma secondo me, dalla mia prospettiva, cioè da chi fa il professore di cinema all'università, è un evento molto importante perché permette a moltissimi giovani di entrare in contatto con prodotti audiovisivi, cinema tradizionale, documentari, forme sperimentali, che sicuramente arricchiscono moltissimo la cultura delle persone, ma e che non sono facilmente vedibili nel circuito normale. Quindi concentrati in un numero limitato di giornate diventa un'occasione formativa molto importante. Ed è anche bello il fatto che si svolga a Nuoro, dove sì, c'è la tradizione, ma è un'occasione per rientrare nella comunità e conoscere, spostarsi verso un centro che non è il classico centro urbano grande dove poi questi eventi vengono organizzati. Nuoro da questo punto di vista si è sempre prestato come una città molto accogliente per chi arrivava a seguire il festival. Io mi ricordo che ci sono arrivato da ragazzo quando ero iscritto da poco all'università e ricordo sempre i momenti importanti di conoscenza dei film e di ingresso nella comunità. Quindi una situazione molto positiva, e non lo dico con la retorica del contesto in cui mi trovo, ma proprio perché veramente è stata un'occasione importante per la crescita mia e di tutti i miei studenti che ogni anno vengono qui a Nuoro. Anche l'edizione di quest'anno, secondo tradizione, si presenta molto interessante, sia perché è un programma che coniuga gli interessi tradizionali del festival, ma anche perché li rilegge anche in relazione a aspetti del momento. Penso per esempio agli eventi delediani, i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, che sono un'occasione importante per la cultura sicuramente nuorese, ma più in generale sarda e italiana, che poi danno un carattere a una parte del percorso, sia con la presentazione appunto di materiali dedicati a Grazia Deledda, ma anche a un omaggio al cinema delle donne, che è in qualche modo un segnale verso quella che è la figura di Deledda, che è una donna che è emersa in un contesto culturale dove non era facile certamente per le donne emergere. Quindi mi sembra di segnalare dei momenti che sono molto interessanti in questo festival, e quindi non mi resta che dare un giudizio molto positivo.